Per scongiurare la retrocessione diretta, il Franco Picchiapò deve rimanere nella scia del Football Club. La sconfitta di ieri sera degli uomini di Frazzini è un'occasione ghiotta. I biancorossi però si trovano di fronte ad un Tony Ponzi imbattuto e che, forte delle 6 vittorie di fila, già pensa alla massima serie. Buonasera e benvenuti qui alla Stella Azzurra. Come avrete capito, si affrontano Franco Picchiapò Calciaotto contro Tony Ponzi Investigazioni. È la 13ª giornata della Serie A2 del girone Stella Azzurra. Centrocampo proprio dal numero 2, poi la perde qui il Tony Ponzi, occasionissima per Conti che a tu per tu con il numero 1 Ponzelli non riesce a correggere in rete. Il bomber di casa Bettinelli riparte nel frattempo il Franco Picchiapò, il tiro, la risposta ancora una volta da parte di Ponzelli. La nostra postazione va a servire il solito Baroni che cerca il tiro verso la porta, smanaccia in qualche modo il numero 1 Soncini, ma è sempre pericoloso quando tocca la palla Baroni, quindi molto probabilmente il numero 15 andrà diretto in porta. Fischia l'arbitro. Parte Pantaleoni con il sinistro, traiettoria insidiosa che esce però sul fondo. Fischia l'arbitro. Il tiro direttamente in porta da parte di Pantaleoni, si fa trovare pronto però Ponzelli e questo il primo squillo di tromba del secondo tempo del Franco Picchiapò. Da tutte e due le parti, non occasioni clamorose, però non è stata nemmeno una partita scialba di emozioni, almeno finora. Baroni riceve palla, cerca di scaricarla verso la porta, piano piano sembra migliorare la mira il numero 10, chissà che tra un po' non riesca a trovare finalmente il gol. Proprio il numero 5 alla rimessa in avanti, la sponda di Musu che riesce per Totaro che cerca di girarsi. Pericoloso il Franco Picchiapò che si vede affiammate, ma quando si accende fa veramente paura al Tony Ponzi. Pantaleoni tenendo il pallone in campo lo affronta Baroni di sfondamento al numero 15 che arriva sul fondo, poi da lì non sa più cosa fare, calcia la disperata, pallone che arriva a Musu vicinissimo all'angolino. Franco Picchiapò, pallone di ritorno per Caputo che si coordina verso la porta, deve smanacciare in angolo ancora una volta Soncini in pressing, la recupera poi Musu che va direttamente sul palo con un tiro incredibile. Tony Ponzi, un brivido per la capolista che deve cercare di sbloccare la partita. Allora ancora Baroni con il destro e questa volta l'avevamo detto, migliora sempre la coordinazione, riesce a trovare l'angolino, è l'1-0 del Tony Ponzi Investigazioni, ha segnato Baroni, il migliore in campo dei suoi. Parte Bettinelli, pallone che è ad uscire per Baroni che rientra sul destro, ha fatto male poco fa, da lì poi la girata di Bettinelli, un gol bellissimo, è il raddoppio del Tony Ponzi all'ultimo minuto, è riuscito il Tony Ponzi a raddoppiare e a chiudere qui l'incontro 2-0, Bettinelli. Battuto vicino per Pantaleoni che con il destro cerca un pallone all'interno dell'area e arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce 2-0 per il Tony Ponzi che è riuscito a raddoppiare con Bettinelli che arriva a quota 18 gol nella classifica capocannonieri. 3 punti importanti per il Tony Ponzi che nel frattempo si porta in avanti godendosi lo spettacolo che avverrà tra qualche minuto, cioè l'incontro tra Utor e CRS Betting.